situazione ancora di prudenza ci ha fatto optare per delle piccole attività su tutto il nostro territorio, ma abbiamo voluto comunque festeggiare il Natale della ripartenza, il Natale della nostra comunità, delle nostre frazioni. Cavallino Treporti entra sempre di più nell'atmosfera natalizia. Dopo l'accensione degli alberi di Natale sabato scorso, ieri pomeriggio è stata la volta dell'inaugurazione del villaggio di Natale, ospitato negli spazi del comune all'interno del Centro Culturale Pascoli. Questo è un Natale a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, perché parla di seconde possibilità, si parla di ripartire dopo il periodo della pandemia che abbiamo passato veramente. Una raccolta di oggetti, meccanismi e scenette che Daniel ha collezionato in circa 30 anni, tante arrivate da ogni angolo del mondo e tante altre invece costruite da sé. Un grande e vivace villaggio in miniatura che in questo periodo di festa riempirà di gioia i visitatori. Una cosa che io dico spesso è la Natale terapia, perché arrivano un po' tristi, un po' affaticati dal mondo esterno, stanno mezz'ora qui dentro ed escono contente, stupefatte, si torna bambini veramente. L'augurio quindi è quello di un 2023 che possa essere all'insegno di una rinnovata serenità. Di sperare, di non smettere mai di sognare.